La prima caduta fa sempre male, si è riaperto il campionato, sarà oggi la sfida più difficile. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Nissa, 20ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Doveva arrivare prima o poi il passo falso per la capolista Nissa, è arrivato proprio con la Pro Favara che settimana scorsa ha interrotto la striscia di 17 vittorie su 18 partite dei biancoscudati, trasferta sulle Madonie a Geraci Siculo contro una squadra ostica anch'essa reduce da una sconfitta, Misilmeri, in un ambiente che aspetta questo match da tutta la settimana. Le due formazioni, Geraci con il 3-5-2 in maglia blaugrana, Gaetano Mirto schiera Barbagallo tra i pali, Lopizzo, Reghini e Ogbonda in difesa, Coco, Giovagnoli, Scalisi, De Morra e Pane Bianco a centrocampo, Guadagnoli e Fernandes i due attaccanti. In panchina a disposizione Dragone per la porta, poi Albanese, Gonzales, Romero, Pineschi e Tripiano. Risponde la Nissa di Nicolò Terranova con il 4-3-3, maglia bianca e pantaloncini neri, Elisa in porta, Vieto, Ruano, Barrera e Scaletta in difesa, Pagano, Previtere, Caccetta centrocampo, Esposito, Agudiac e Gueye in attacco. In panchina Cassano per la porta, poi da loro Rossi, Neri, Pedicone, Scribani, Magro, Galfano e Tripoli. L'arbitro è Roberto Aratri di Bari, assistito da Giovanni Sassi di Trapani e Vincenzo D'Alberti della sezione di Marsala. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, con la tribuna del Santissima Trinità sold out, oltre 150 tifosi arrivati da Caltanissetta per assistere al match della capolista Nissa, che oggi deve dare una risposta in seguito al KO di settimana scorsa, che ha permesso alla Pro Favara di avvicinarsi maggiormente al primo posto di questo girone A di eccellenza siciliana. Tutti comodi, è iniziata Geraci Nissa. Pallone profondo, Fernandes, il colpo di testa da parte del portoghese che è tornato titolare nella formazione del Geraci. Pallone sul fondo. Si lotta a centrocampo con Pane Bianco che allarga da Giovagnoli e rimessa laterale per il Geraci, che sembra aver iniziato con il piglio giusto questa partita. Pane Bianco dietro per Ogbonda. Il lancio è profondo, con la protezione da parte della difesa biancoscudata. Pallone in calcio d'angolo per il Geraci. Calcio d'angolo per il Geraci, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul fondo, si riparte dalla rimessa dal fondo per Elizai. Partire cresciuto
nelle giovanili della Juventus, sempre titolare in questa formazione. L'anno scorso il trionfo sempre nel girone A di eccellenza con la maglia dell'Akragas. Sgatta in mezzo al campo, c'è il fallo, la punizione conquistata da Valentino De Morra, confermato dopo il debutto da titolare a Misilmeri settimana scorsa. La punizione viene già battuta, pane bianco, c'è l'intervento di Vieto e allora rimessa laterale, ancora pane bianco. Giovagnoli prende tutto Previtera. Reghini, anticipo, Guadagnoli, ex della partita l'anno scorso mezz'ora con la maglia della Nissa, la vittoria per 4-2 contro il Casteldaccia. Poi nessuna traccia in più, fallo stavolta commesso da De Morra e calcio di punizione per la Nissa. Si fanno sentire i tifosi della Nissa nel settore ospiti dello stadio, rispondono quelli del Geraci. Si avventa Esposito sul pallone fuori e adesso la Nissa che si propone in proiezione offensiva. La rimessa da parte di Previtera sarà lunga. Pallone in mezzo, il Barbagallo l'ha parata. Poi l'occasione per la Nissa sotto porta. Pallone in fallo di fondo. È rimasto lo pizzo a terra. Prima occasione del match per la Nissa. Pallone lungo di De Morra, non c'è l'aggancio da parte di Pane Bianco. Vieto, messa lunga, recupera al centro del campo il Geraci. Lancio profondo, Fernandez e Selezai in scivolata. Però si spegne sul fondo quasi, il lancio impreciso. Raggiunge l'altro lato del campo. L'arbitro lascia proseguire l'azione e allora Gueye sale in fascia, cade in area di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro. Fernandez di testa,
giù l'attaccante del Geraci. E la Nisia può ritornare a fare il proprio possesso palla. Oggi nel Geraci, come dicevamo, c'è la conferma di De Morra a centrocampo, il ritorno di Fernandez da titolare. Non è stato molto bene la scorsa settimana. Colui che manca ancora è Albanese lungo la fascia di destra, infatti c'è, oltre a quella di De Morra, la conferma anche per Coco. Lato Nice invece da segnalare la panchina per Rossi dopo 9 da titolare. Al suo posto gioca Vieto sulla fascia di destra. Torna a giocare dopo 2 partite Ruano, dopo 2 panchine senza subentrare. C'è il ritorno da titolare anche per Cacetta a centrocampo. Rimessa laterale, si cerca il solito colpo di testa, pallone nella zona di Gueye, il tacco di Vieto proprio verso l'ex Canicattì. Dopo un inizio con il pallone in possesso del Geraci, la Nisia ha creato la prima occasione e adesso si sta mostrando in proiezione offensiva. Accennavamo anche alla gara di Misilmeri settimana scorsa del Geraci, persa 2-0 in seguito al pareggio per 0-0 contro il Mazara 46 in casa. Geraci che vorrebbe fare il colpaccio oggi contro la capolista. L'ultima vittoria risale alla 17ª giornata contro l'Accademia Trapani per 2-1. Nisa che invece settimana scorsa ha stoppato un percorso da favola, rientrando anche nelle cronache sportive nazionali per i suoi 17 risultati utili consecutivi su 18 partite. Come io, 17 vittorie con il solo 1-1 contro il Mazara 46 alla 6ª giornata. Per il resto soltanto successi. In stagione ha perso soltanto con la Pro Favara al debutto stagionale nel primo turno d'andata di Coppa. Finì 3-1 sul neutro di Porto Empedocle. Al ritorno fu vittoria, ma non bastò per la qualificazione agli ottavi. E poi la gara di campionato contro i gialloblu nel girone di ritorno. Aveva segnato Gueye il suo quinto gol nelle ultime 5 partite, poi la rimonta firmata Retucci, Lucarelli. Altra punizione per la squadra di Terranova. Nel frattempo c'è il vantaggio della Don Carlo Misilmeri in casa della Mazara 46. Il gol di Maltese, Mazara 46 0, Misilmeri 1. Tra le gare che si stanno giocando questo pomeriggio, ieri la vittoria dell'Aspra per 3-1 sulla Super Giovane Castelbuono. Oggi Accademia Trapani Mazara, Casteldazza Fungatore
come detto Mazara 46, Don Carlo Misilmeri su 0-1. Oratorio Marineo, Polvere Castelvetrano, Pro Favara Athletic Palermo e Unitas Sciacca Castellammare. Chiede il calcio di punizione il Geraci, soltanto rimessa per la Nissa. L'arbitro interrompe ancora il gioco perché Giovagnoli chiede altre spiegazioni. La battuta da parte di Previtera, colpo di testa di Ogbonda, il pallone arriva a Giovagnoli. Scalisi si gira subito, fa girare anche il pallone nella direzione di De Morra, che occupa la posizione di mezzala destra. Giovagnoli si sposta a mezzala sinistra. La mattonella occupata di solito da Agustin Bonamaison, che oggi è il grande indisponibile lato Geraci. Il colpo di testa mancato sul secondo palo da parte di Esposito. Altra potenziale occasione per la Nissa. Tra gli infortunati in casa Geraci, Mannina, Ferruzza, Balsano e Egnasi, indisponibile anche Cardin. Invece il grande assente in casa Nissa è Gaston Semenzin, subentrato contro la Pro Favara. Oggi non siede neanche in panchina, si è fermato anche Blas Cittadini, assenti anche Mannino, Baio e Faraone. Giovagnoli si prende il calcio di punizione. Lì in zona stava lottando Esposito. C'è il vantaggio del Mazara in casa dell'Accademia Trapani. Il gol di Bojang. Accademia Trapani 0, Mazara 1. Risultato estremamente importante nella lotta a salvezza. Con il Mazara che è tornato a vincere settimana scorsa in casa della Super Giovane Castelbuono, che dalla sua parte ha perso le ultime due con Mazara e Aspra, due squadre in fondo alla classifica. Dietro chiude il cross di Giovagnoli, altra rimessa laterale per il Geraci. Se n'è andato via il primo quarto d'ora alla Trinità. La rimessa, ancora Bietto di testa, Scalisi la prende però anche Agudiak. Cerca di rinviare via la Nissa con Privitera. Ancora il Geraci avanti, palla bianco in mezzo, Guadagnoli, la zampata volante, la possibilità verso la porta. C'è anche il primo spunto verso la porta di Elezai. Controllo forse con il braccio da parte di Agudiak, infatti c'è la segnalazione dell'arbitro anche con qualche secondo di ritardo. Agudiak cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro. Il Geraci batte il proprio calcio di punizione. E un ritorno al 4-3-3 oggi per Nicolò Terranova. Le ultime uscite le ha effettuate in campo con il 4-4-2. Il centrocampo con Caccetta, Provitera e Pagano. Esposito sale un po' e va a raggiungere in attacco Gueye e Agudiak. Proprio l'argentino a girare il pallone per David Gueye.
cross in mezzo, riesce Reghini di testa, pallone preso da Giovagnoli. Guadagnoli, pallone che viene raggiunto da De Morra, cross in mezzo, il tacco ma in avanti di Cassetta, calcio d'angolo per i Geraci. Pressa la squadra madonita, calcio d'angolo corto, il cross in mezzo di Cocco, secondo palo, colpo di testa di Guadagnoli, la presa centrale per Elizai. Molte parate importanti nel corso del suo campionato, specialmente per esempio nella trasferta di Marineo, nella vittoria per 3-2 in rimonta, a salvare il risultato al 90°. Si è fatto presente l'albanese anche in situazioni di largo vantaggio, a difendere comunque la propria porta, mantenendola inviolata. Scambi rapidi della squadra di Terranova. Reghini, rischio, Gueye al volo, oltre la traversa, il regalo di Bruno Reghini per David Gueye, che stava per regalare alla Nissa l'1-0. La potenza c'è stata, la precisione meno. Ha raggiunto i 50 gol in carriera David Gueye proprio nella scorsa sfida contro la Pro Favara. Oggi stava segnando il 6° gol nelle ultime 6 partite, includendo questa. De Morra, Coco, De Morra, traversone troppo profondo, il pallone non arriva né a Guadagnoli né a Fernandez. Dietro, lancio profondo, Ogbonda nel rilanciare via, trova la testa di Agudiak. Fernandez, Scalisi, la alza, il colpo di testa da parte di Barrera. Ancora Fernandez, il cambio di gioco per Cocco che manca allo stop, evita Gueye, non evita però la pressione avversaria con Pagano. Nel frattempo li vedete là sotto, sono arrivati i tifosi della Nissa, quelli della curva, il gruppo organizzato. Questa qui è la risposta dei tifosi del Geraci nei loro confronti. Avanza la Nissa, cross in mezzo, colpo di testa, ancora una volta Esposito sul secondo palo ad avere l'occasione del vantaggio. Ci è mancato pochissimo a colpire quel pallone. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per Gabriele Barbagallo. Fernandez, sponda di testa e leggera, anche lunga per Guadagnoli, se la porta fuori Vuano.
Pane Bianco alla rimessa laterale. Giovagnoli, Pane Bianco, finta, Giovagnoli dietro, il Geraci ricomincia la gestione di Ogbonda per Reghini, arrivato in quest'inverno, terza presenza con la maglia del Geraci prima di arrivare in Sicilia, esperienza al Parnaíba in Brasile. Rimessa corta, Esposito, cross respinto da Lopizzo, si va dietro, Previtera, va col mancino a cercare Gueye, c'è fallo in attacco però. Vieto, il rilancio a sua volta è su Guadagnoli. Privitera, la battuta della rimessa Gueye finisce giù e allora Giovagnoli. Pane Bianco a trovare ancora Privitera, movimento senza palla di Esposito, Vieto lunghissima a cercare Ivan Agudiak contro tre difensori. Agudiak la gestione, l'ha presa però con il braccio l'attaccante della Nisia. C'è la munizione per Agudiak, era diffidato, salterà la prossima partita della Nisia in casa contro il Mazara 46. Giallo dunque per Agudiak. Pane Bianco un po' spinto da Vieto, la mantiene in campo, non si prende il calcio di punizione, tutto ok per l'arbitro. Deve arrivare anche il pallone per la battuta della rimessa laterale. Sempre Privitera, manca il colpo di testa Agudiak, c'è Ogbonda dietro anche lui. Agudiak prova il controllo a mettere il pallone giù, Scalisi regolare. Giovagnoli chiede movimento a Pane Bianco che invece rimane nella stessa mattonella, ancora dietro Giovagnoli. Fallo laterale, c'è il vantaggio del Fulgatore a Casteldaccia. Casteldaccia 0, Fulgatore 1. Cross in mezzo a Agudiak anticipato, pallone preso da Giovagnoli. Il dribbling di Giovagnoli in mezzo a due quasi, ce la stava facendo Pane Bianco.
Previtera, il servizio per Cazzetta, prova il cross, tutto ok contro Ogbonda, ha segnato Razak nel fulgatore per il vantaggio a Casteldazia. La rimessa lunga di Previtera, sempre verso la girata provata da Agodiak, finisce a terra in area. La Nissa continua il proprio possesso palla, Vieto, pallone allargato per Esposito, fino in fondo, cross basso, Barbagallo. Insiste la Nissa, vuole il gol del vantaggio la squadra di Terranova. In trasferta l'ultima partita giocata è stata a Sciacca, con la vittoria di misura per 1-0 grazie al colpo di tacco di Neri, che oggi parte dalla panchina. Mentre quella ancora precedente, con la trasferta di Marineo, qui la Nissa passata in svantaggio, ma che poi ha saputo recuperare nella finale. Barrera, Caccetta la butta fuori perché c'è un giocatore delle girate a terra. Si tratta di Scalisi. In campo anche lo staff medico dei Madoniti. Da capire se si tratta di una cosa momentanea, ma il classe 2003 si è rialzato regolarmente, dovrà aspettare soltanto qualche secondo formale prima di rientrare in campo, girarci momentaneamente in 10. Pallone riconsegnato a Elisai, adesso Vieto, profondo, Ogbonda si avventa sul pallone, rimessa laterale, Previtera, raddoppiato, il pallone viene preso da Reghini, non si intende con Barbagallo, tanto il Mazzara raddoppiato in casa dell'Accademia Trapani, il gol di Diaby, Accademia Trapani 0, Mazzara 2, cross in mezzo, la rovesciata, provata da Esposito, vuole tantissimo il gol, il campano. Giovagnoli allarga con il mancino su Elisai, nuovo pallone regalato al Giraci, Guadagnali, Scalisi giù da pane bianco, Giraci si esprime meglio in casa, ha collezionato gran parte dei punti in classifica in questo stadio, tant'è che in trasferta ha potuto vincere soltanto una volta nel girone d'andata contro il Mazzara. Imbattuta però la Nissa in trasferta, c'è stato soltanto il pareggio in casa del Mazzara 46. Per il resto solo vittorie. Parla l'arbitro con Nicolò Terranova, qualche protesta in seguito
al contrasto di poco fa. Barbagallo sbaglia il rinvio, pallone fuori e allora rimessa per la Nissa. Sotto gli occhi del tifo più caldo che si fa sentire e come nel settore ospiti. Pro Favara avanti contro l'Athletic Palermo, il gol di Retucci. Pro Favara 1, Athletic Palermo 0. Girasi in ripartenza, Scalisi non evita la scivolata decisiva di Ruano. Aveva un po' il campo aperto il centrocampista del Geraci. Ogbonda di testa, la riprende Scalisi, si guarda intorno, adesso può avanzare indisturbato l'ex Misilneri. De Morra trova il varco per Giovagnoli, il tiro prende in pieno Ruano che rimane giù, l'azione invece continua con la salita di Esposito che vuole superare anche Ogbonda. Intervento falloso, è intervenuto sulla caviglia, c'è il cartellino giallo per il nigeriano del Geraci, anche lui era tra i diffidati, salterà la prossima partita in casa dell'Athletic Palermo sabato prossimo. Calcio di punizione per la Nissa, 10 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Santo Privitera. Giovagnoli in barriera, Privitera in mezzo, colpo di testa, non verso la porta, Esposito, primo palo il tiro! Sorvola la traversa, finisce in fallo laterale dall'altro lato. Altra occasione grandissima per Antonio Esposito. Ha pareggiato l'Athletic Palermo contro la Pro Favara, il gol di Mendola. Pro Favara 1, Athletic Palermo 1. Di testa Agudiak dietro, Privitera. Che va in difesa da Abieto. Elizai al solito con il lancio lunghissimo. Gueye di testa, non la guarda più. Scalisi, ancora Abieto. Caccetta, Privitera, Abieto. Nessun aggancio per Scaletta. Allora rimessa laterale per il Geraci. Pallone a centrocampo, abbastanza incerto, conteso da entrambe le squadre. Lo conquista il Geraci, ma Abieto ferma Giovagnoli. Adesso l'apertura di De Morra. Ci pensa la Nissa in difesa con Ruano. Reghini sta prendendo tantissimi rischi al centro della difesa del Geraci. Dopo un approccio in terra madonita abbastanza pulito, positivo. Gueye, dopo il recupero di Pagano,
sale Gueye, lo scatto contro Lopizzo, entra in area, scivolata di Reghini, calcio di rigore per la Nissa, il fallo di Reghini che così peggiora la sua condizione dal punto di vista della prestazione. Il fallo conquistato da David Gueye, la Nissa ha possibilità di sbloccarla dal dischetto. È passato in vantaggio il Marineo contro la Folgore Castelvetrano. Oratorio Marineo 1, Folgore Castelvetrano 0. L'ultimo rigore subito dal Geraci, Barbagallo lo ha respinto a Najib Sekoum dell'Accademia Trapani. Vediamo come si evolve la situazione adesso. Gueye alto! David Gueye sbaglia il calcio di rigore, si rimane sullo 0-0. Esulta tutto lo stadio, l'errore dal dischetto di David Gueye. In stagione aveva fatto 4 gol dal dischetto Gueye. Poco fa è andata diversamente, ha segnato Morana per l'Oratorio Marineo contro la Folgore. E adesso la Nissa sarà più arrabbiata di prima. Apertura di Privitera sempre verso Gueye. Lopizio lascia tutto a Barbagallo, il rinvio fuori. Rettifichiamo, il marcatore dell'Oratorio Marineo è stato Morales. Risultato sempre sull'1-0 contro la Folgore Castelvetrano. Gueye, circondato da 3 avversari, gli sta addosso Scalisi, scivolata di Scalisi, la mette dentro Gueye, anche con il tocco, anche qui voleva il calcio di rigore l'ex Canicati, l'anno scorso la prima stagione in carriera in Serie D, 5 gol, non confermato in bianco-rosso, approdato in estate in bianco-scudato. Giovagnali, De Morra, mancino morbido, Guadagnoli al volo, Elesai non ha calciato benissimo Guadagnoli, però i gol sporchi in questo modo nel calcio si vedono ogni tanto. Elesai era comunque in posizione, fermato Pagano, Coco, Lopizio, lancio lungo, la gestione di Barrera, Coco spazza il più lontano possibile con gli attaccanti ancora sulla linea di centrocampo. Agudiak, sguardo verso la porta, Pagano, cross in mezzo, o meglio sul fondo. Il lancio lungo
da parte di Privitera. Agudia che allarga per Esposito, subito in area di rigore, la pressione di Opponda che tocca il pallone, mette in calcio d'angolo. Anzi no, l'ultimo tocco è stato di Esposito. Secondo l'arbitro e allora rimessa dal fondo, già effettuata, con Abieto che torna dietro da Elizai. Ancora Abieto, fallo di Pane Bianco su Esposito, calcio di punizione. Occhio alla provocazione Privitera, la spinta su Giovagnoli, l'arbitro nell'allontanare i due praticamente dà un po' la motivazione a far cadere Giovagnoli, spinte anche tra Esposito e Fernandez, si scaldano gli animi in campo. Tutto è partito dalla battuta della punizione, dalla posizione del pallone. Pane Bianco cerca di parlare con Esposito. Cazzetta e De Morra si chiariscono. Elizai parla con Scalisi, con Toni ancora Cisi, continuano a dialogare i due. L'arbitro mette a posto la situazione e richiama Giovagnoli. Va a parlare anche con Privitera. La stretta di mano tra i due. Richiamo anche nella panchina del Geraci. Saranno 3 i minuti di recupero, allontanato un membro dello staff dirigenziale del Geraci dalla panchina. Si riprende a giocare. Scalisi e Giovagnoli non si capiscono. Cazzetta, spinta di Scalisi, fallo. Batterà Privitera. Pallone in mezzo, esce Barbagallo con i pugni. L'alzata di Cazzetta oltre la traversa, anche con qualche brivido. Prolungamento, pallone verso l'area di rigore, controllato da Elizai. Esposito insegue il pallone, un po' impossibilitato per il cross, il contratto con Pane Bianco, calcio di punizione. Il fallo commesso
dal classe 2001. Sembra quasi un calcio d'angolo. In realtà è soltanto una punizione. La battuta di Privitera, colpo di testa ad allontanare di Pane Bianco. Di Morra prova ad allungarsela da solo. Finisce anche il primo tempo 0-0 tra Gerazzi e Nissa, con David Goyer che ha sbagliato un calcio di rigore al 40esimo. Più occasioni per la Nissa, soprattutto verso il secondo palo con Antonio Esposito. Gerazzi che ha cercato di rendersi pericoloso con Guadagnoli, seppur debolmente. Torniamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, sempre qui in diretta dal Santissima Trinità. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire due minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile. Invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare. Abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali. E credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra, perché abbiamo meritato secondo me di vincere, perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato, anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti, perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio, shock, voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla, perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene e quella secondo me è anche la nostra forza, anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita e poi abbiamo preso un coraggio credo immenso, perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito, per la società è una cosa importante. Per concludere, mister, preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Ma io li ringrazio sempre, perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano. Credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto, perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto. È anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica. Io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno, perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli.
Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu, è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto e quindi sono molto contento, anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi, quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti. 3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica, questo Favara ci crede? Sì, certo che ci credo, siamo venuti qui a vincere la partita perché se non vinciamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla. Si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol, Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti, Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, ma c'era stata una grande costruzione tra Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, Diallo si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino. 42esimo. Parte il calcio di punizione. Per la conclusione parata bassa davanti il Faione. Seguendo la formazione più offensiva, Pelecco prova a passare, il pallone per Grandis, Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone ribattuto e poi Franchelli non riesce. Di testa da parte di Amisi, è buona qui il pallone per Gomez, Gomez che può appuntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono da niente, intanto Garofalo va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo! Riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro, Arenoso, palla dentro, colpo di testa, Bene! Mostruoso su Garopalo, altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita del l'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi.
È iniziato il secondo tempo di Geraci-Nissa, 20ª giornata del girone A di eccellenza siciliana 0-0, dopo i primi 45 con Gueye della Nissa che al 40° ha sbagliato un calcio di rigore. Squadre dunque nuovamente in campo, Geraci in maglia blaugrana, Nissa in maglia bianco-scudata. Geraci in campo con il 3-5-2, Nissa con il 4-3-3. Cross provato da Coco, Guadagnoli e spalla alla porta. Subito il Geraci offensivo in questa ripresa. Fernandez, centrale per Elisai. Geraci con Barbagallo in porta, Lopizzo, Reghini e Ogbonda in difesa. Coco, Giovagnoli, Scalisi, De Morra e Pare Bianco a centrocampo. Guadagnoli e Fernandez in attacco. Guadagnoli finisce giù in area. Non c'è nulla. Contrasti di gioco. Nissa che invece ha risposto con Elisai in porta, Bieto, Ruano, Barrera e Scaletta in difesa, Pagano, Previtera e Caccetta a centrocampo, Esposito, Agudiac e Gueye in attacco. Le due panchine con il Geraci che ha portato Dragone per la porta, poi Albanese, Gonzales, Romero, Pineschi e Tripiano. Nissa invece che ha a disposizione Cassano per la porta, poi da loro Rossi, Neri, Pedicone, Scribani, Magro, Galfano e Tripoli. L'arbitro è Roberto Aratri di Bari, assistito da Giovanni Sassi di Trapani e Vincenzo D'Alberti di Marsala. Ci sono circa 800 spettatori oggi al Santissima Trinità di Geraci Siculo, grandissima rappresentanza dei tifosi ospiti della Nissa che cantano sin dall'inizio della partita. Fernandez, proposta per Pane Bianco, si inserisce, non c'è nulla secondo l'arbitro anche in questo caso. Si continua a giocare, Geraci che voleva conquistare il calcio di rigore. In quella stessa zona lo aveva conquistato Gueye. La caduta dopo il fallo di Reghini. Cross in mezzo a Gudiac, si cerca la sua testa, proprio Reghini di testa a sua volta in calcio d'angolo. Ieri l'anticipo di questa giornata di campionato dove l'Aspra ha vinto per 3-1 contro la Super Giovane Castelbuono. Questo pomeriggio nel resto del programma con il Mazzara che sta vincendo 3-0 in casa dell'Accademia Trapani. Il terzo gol lo ha segnato Casabala. Fulgatore avanti a Casteldaccia 1-0. Misilmeri avanti in casa del Mazzara 46 per 1-0. Oratorio Marineo avanti sulla Folgore Castelvetrano anche in questo caso con il risultato di 1-0, 1-1 tra Pro Favara e Athletic Palermo, 0-0 tra Unitas Sciacca e Castellammare. Scaletta, cross in mezzo, colpo di testa lieve a Gudiac, Reghini spazia. Opportunità per la Nissa con il pallone nel cuore dell'area di rigore. Nissa ancora una volta vicinissima al tiro in porta, ci ha provato tantissimo Antonio Esposito con vari inserimenti verso sul secondo palo. A impensierire la difesa avversaria. Pare Bianco, finisce giù, c'è il fallo di Pagano.
il calcio di punizione ci sono stati anche 2 cartellini gialli nel corso del primo tempo, prima per Agudiak e poi per Ogbonda. C'è il vantaggio della Pro Favara contro l'Athletic Palermo, il gol di Retucci, Pro Favara 2, Athletic Palermo 1. Continua a segnare dunque Mattia Retucci. Qui a Geraci Siculo, gioco fermo con Panebianco che è rimasto a terra. Dopo il contrasto di poco fa. E punizione già battuta per il Geraci con Scalisi. Adesso De Morra, Giovagnoli. Contrasto con Privitera, il fallo da parte del centrocampista della Nissa, che proprio con Giovagnoli ha avuto una lite verbale, si stava andando anche alle mani in modo pesante verso la fine del primo tempo. Tutto poi si è calmato. A bordo campo riscaldamento per entrambe le panchine. Fernandez sponda direttamente su Cazzetta, la recupera Coco che se la allunga però dal lato sbagliato, scivolata decisiva di De Morra. Rabbia agonistica dell'argentino del Geraci. Previtera, passaggio troppo lungo per Esposito, rimessa laterale. In questo momento Nissa sì, sempre in testa alla classifica, ma con la Pro Favara che ha recuperato altri punti per la vittoria momentanea al momento sull'Athletic Palermo. Nissa ha 53 punti, Pro Favara dietro a 52. Rimessa a Geraci. Coco. Giovagnoli, pressing di Gueye che recupera facilmente il pallone mettendosi semplicemente davanti l'avversario. Ogbonda. Adesso Panebianco verso Guadagnoli, c'è prima la presenza di Ruano che con estrema tranquillità serve Previtera. Scaletta, non perfetto Esposito, ricomincia da Ruano. Il cambio di gioco, il cross provato da Pagano, liscio ed è rimessa per il Geraci. Ruano su Fernandez, il pallone alzato, De Morra, controllo regolare e allora Giovagnoli. Scalisi largo da Panebianco, è calato il sole qui a Geraci Siculo, sole che ha illuminato gran parte del terreno di gioco nel corso del primo tempo. Esposito pacchettato un po' da De Morra,
Privitera calibra il lancio lungo, Gueye di testa, colpo di testa per Agudiak all'interno dell'area di rigore, nessun fallo di mano da parte dell'argentino e rimessa laterale per la Nisia. Vorrebbe tanto sbloccare la partita. Geraci che al momento si difende, cerca le ripartenze. Pagano, cross in mezzo, troppo lungo per Gueye. Vieto di testa per Caccetta, spazio per la Nisia, Esposito. Gueye si ferma contro Coco, si accentra Gueye, c'è il vargo, Ogbonda la prende Vieto, forse con il braccio, tutto ok. Caccetta, Vieto, Scalisi, poi Vieto in maniera fallosa, la spinta sull'avversario, graziato anche dall'arbitro. Il classe 2004 spagnolo. Coco, manca l'aggancio. Ogbonda la regala ad Agudiak, lanciato a Gueye, area di rigore, Gueye, Barbagallo, calcio d'angolo per la Nisia, vuole riscattarsi David Gueye dopo il calcio di rigore sbagliato nel corso del primo tempo, ha calciato oltre la traversa. In quella situazione adesso trova Barbagallo e la sua parata. Battuta corta, Privitera, cross deviato, Ogbonda di testa, Geraci riparte in velocità, c'è spazio, e allora pale bianco, evita la pressione avversaria, allarga da Scalisi, chiede palla a Fernandez, la riceve contro Elezai, il sinistro, Elezai risponde, l'opportunità per Fernandez, insiste pale bianco, cross in mezzo, colpo di testa di Guadagnoli, sulla difesa avversaria, Scalisi giù, al limite dell'area, c'è posizione di fuorigioco. Prima Gueye, adesso Fernandez, un po' con la stessa dinamica, a tu per tu con il portiere, che a sua volta respinge il tiro verso la porta. Scaletta, Esposito attaccato da Coco, De Morra, Esposito fallosamente su De Morra, c'è il cartellino giallo. E adesso 2/3 dell'attacco della Nisia ha il cartellino giallo addosso. Pizzo batte lui la punizione verso Guadagnoli, pallone a De Morra, Coco, il cross morbido in mezzo, Elezai legge abbastanza in anticipo il pallone con
l'attacco di Guadagnoli. Fernandez mette fuori. Il possesso di Caccetta. Ancora il capitano della Nissa, Guadagnoli lo ferma senza fallo. Giovagnoli allarga da De Morra, sale nel frattempo Coco a destra, controtempo con Fernandez e De Morra, azione che sfuma. Ancora Caccetta, si torna da Elisei. Previtera molto pressato. Lopizio. De Morra, Scalisi. Ancora De Morra, trova i giocatori della Nissa. Scambia però il pallone, il Geraci lo fa arrivare in faccia, pane bianco. Elisei ancora. Il rinvio di Elisei, stavolta su Scalisi. E allora De Morra, calcio da fuori, De Morra, Elisei giù, Guadagnoli l'appoggia clamorosamente in maniera debole ad Elisei. Il Geraci si mangia enormemente il vantaggio contro la capolista. Occasione assurda di Guadagnoli. Era tutto apparecchiato per il tappino in porta, il tiro ingannevole di De Morra che ha destabilizzato Elisei. Guadagnoli non l'ha messa dentro. Occasione incredibile del Geraci che adesso continua, insiste. Fernandez riesce nell'appoggio, Guadagnoli fermato da Barrera, spinta leggera con la spalla senza fallo. Agodiak, Ogbonda senza fallo. Ultima mezz'ora da giocare. Scaletta allarga da Pagano, lungo la fascia verso Gueye. Fuori però. De Morra, anche lui impreciso. Fernandez è ancora dietro. Troppo lontano per raggiungere il pallone. Pagano, Scaletta, il servizio per Barrera. Giovagnoli, limite, mancino in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Coco davanti alla porta, Elisei
L'occasione per il classe 2006 che se ne stava andando una seconda volta. Adesso il Geraci fa sul serio, prima con Fernandez, adesso con Coco, ma anche con Guadagnoli. C'è un cambio pronto nelle Geraci. C'è il raddoppio della Don Carlo Misilmeri in casa del Mazara 46, il gol di Ricciulli, Mazara 46 0, Misilmeri 2. De Morra batte la punizione per il Geraci. Elijai prima di Guadagnoli. Geraci recupera un pallone prezioso. Ogbonda calza lui, pallone largo. Si va adesso con il cambio. Entra Pineschi al posto di Guadagnoli. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Una punta per una punta. Dentro dunque Renan Pineschi, attaccante classe 2004 italo-brasiliano, arrivato in questa sessione invernale di mercato. Ha debuttato da subentrato contro la Don Carlo Misilmeri. È stato trovato poco però dai compagni settimana scorsa. Anche la Nissa sta per effettuare il primo cambio. Reghini oggi molto in difficoltà. Si va con il cambio per la Nissa, esce Cazzetta, al suo posto Pedicone. Rimessa laterale per la Nissa, colpo di testa di Barrera, lo Pizzo allontana, schiaccia Pagano, eccolo il nuovo entrato Pedicone, si sistema sulla fascia di sinistra, Fernandez protegge la rimessa dal fondo per Barbagallo. Da capire la posizione di Pedicone, dato che lui ha fatto sia il terzino che l'esterno d'attacco. Fa la mezzala. Oggi prende esattamente la mattonella occupata da Cazzetta. Eccolo qui, il classe 2002. Privitera, è diventato lui il capitano della Nissa. Pietro si rifugia da Elizai. Più di 20 minuti al termine per la capolista per rispondere al momentaneo vantaggio della Pro Favara contro l'Athletic Palermo. Partita ancora sul 2-1. L'apertura di Pagano la prende Giovagnoli. Eccolo Pineschi, il nuovo entrato del Geraci. Giovagnoli si gira, non è per Fernandez, Pineschi
stava sterzando sul destro, arriva anche Panebianco, la ruba lui, vuole l'ultimo tocco contro gli avversari, cerca di passare, Panebianco si resiste a ridosso della linea di fondo campo, la recupera però la Nisia. Bonda in anticipo con la Nisia che ha gli spazi chiusi. È rimasto però Panebianco a terra e allora staff medico in campo per il Geraci. È ovvio che la squadra di casa vuole prendersi almeno il punto quest'oggi contro la prima in classifica. Che settimana prossima dovrà ospitare un Mazara 46 in difficoltà. Anche il Geraci avrà una sfida tosta in casa dell'Athletic Palermo. Geraci al momento in 10, fuori Panebianco per un piccolo stop. Previtera, Agudiak, controllo, contrasto con Giovagnoli, pallone allargato, cross passo, Reghini. Rimessa lunga, la Nisia prepara il secondo cambio, spizzata provata da Barrera, Gueye, Pedicone, mancino in mezzo, colpo di testa che non c'è da parte di Agudiak, il pallone continua a scorrere. Va sul fondo. Dopo il contatto con Barrera. Geraci che è andato con il rinvio, ma prima il cambio, esce Scaletta, al suo posto Galfano, mossa decisamente offensiva per Terranova, con l'ingresso di un attaccante per un difensore. Temorra trova però Ruano, il pressing del nuovo entrato Galfano su Pineschi, giù dopo il contatto con Vieto, tutto regolare secondo l'arbitro. Nissa però non va e allora nuovo cross levato via Scalisi, ci prova lui dalla distanza. Precisione 0. Fa la mezzala destra Galfano. Di testa Reghini a terra con Agudiak, recupera il Geraci.
Vieto chiude, pallone lanciato da Previtera, Ogbonda risponde per Pagano, la prende De Morra, il pallone stava scorrendo fino ad arrivare nella zona di Esposito. De Morra, lancio lungo, Eligiai prima di Fernandez. Agodiak sponda verso Gueye, un po' larga, c'è da recuperare un po'. Esposito può andare al cross, secondo palo, il pallone scorre con qualche brivido, con Ogbonda che ha lasciato andare via quel pallone. Scalisi in verticale, troppo su Ruano, c'è il fallo subito dal centrale della Nisia. Nuovo cambio per i biancoscudati, esce Pagano, entra Dall'Oro. È stato titolare a Favara. Oggi entra dalla panchina per come è successo a Sciacca nell'ultima trasferta. Agodiak l'aveva toccata con il petto, l'ha persa subito De Morra, deve far correre un po' di più Cocco che la prende, Suola in mezzo a due, la recupera Esposito che poi va in scivolata, riesce comunque il passaggio, la Nissa apre sulla fascia, Dall'Oro anticipato pedicone da Cocco, Fernandez trattenuta, fallo di Barrera, c'è il cartellino giallo, anche lui era diffidato e dunque salterà la sfida di settimana prossima contro il Mazara 46. Fernandez non la riesce a colpire di testa, pallone a Elizai. C'è il 3-1 della Pro Favara contro l'Athletic Palermo, il gol di Ficarrotta. Pro Favara 3, Athletic 1. Risultato molto importante ai fini della classifica, con il distacco tra Nissa e Pro Favara che rimane di un punto. La Nissa a 12 più recupero per aumentarlo di nuovo come settimane fa. Rimessa lunga di Previtera, colpo di testa di Barrera, Agodiak prova a coordinarsi, commette fallo in attacco, il classe 84 della Nisia.
Buona la giocata di Ruano. Calfano prova a sprintare, si trova davanti agli avversari. Ancora Calfano, potrebbe essere decisivo dalla panchina. Pedicone, Esposito rientra, cross in mezzo, Gueye, Barbagallo, Agudiak sotto porta, Ivan Agudiak, la missa passa avanti a 10 dalla fine. Dopo la risposta corta di Barbagallo, Agudiak da Pomberbero l'ha messa dentro per il gol numero 10 in stagione dell'argentino. Passa la Nissa. La festa sotto il settore ospiti del Santissima Trinità, il gol di Ivan Agudiak. La grande festa della Nissa, la rabbia di Agudiak, che così fa doppia cifra in stagione. Il pressing ha funzionato verso l'area avversaria. Adesso vedremo quante forze avrà il Geraci per i tentativi del potenziale pareggio. In classifica al momento Nissa 55, Pro Favara 52. Giovagnoli a terra. C'è un cartellino giallo. Per un membro della dirigenza del Geraci. Ha pareggiato il Casteldaccia contro il Fulgatore, il gol di Sferruzza. Casteldaccia 1, Fulgatore 1. Cambio nella Nissa. Entra Neri, esce Esposito. La lavagnetta luminosa della Nissa ha fatto comparire il numero 7, che in realtà era di Pagano, che tra l'altro era già uscito in precedenza. Esposito ha avuto oggi la maglia numero 11. Fernandis la prende e la spazza Pedicone di testa a Scalisi. Altro contrasto in mezzo al campo, Scalisi va giù e fallo. Il recupero di Agudiak. Ferma tutto Pane Bianco. Il passaggio in fascia per Pineschi. Chiusura in fallo laterale di Ruano. Ha accorciato l'Accademia Trapani contro il Mazzara, il gol di Nolfo.
Accademia Trapani 1, Mazara 3. Lopizzo, sale Geraci, cross in mezzo verso Fernandez. Giovagnoli, tiro respinto, è ancora viva, stava andando a calciare Pineschi. De Morra, alto anche questo. Rimessa dal fondo per Elizai. Geraci ci prova alla ricerca del pareggio. Contro il gol di Agodiak, che è tornato a segnare dopo 3 partite a secco. De Morra, cross, pallone che è uscito fuori. Il guardalinee aveva segnalato il calcio d'angolo, quindi la deviazione. (4 a 1 del Mazara), doppietta di Bojang. Accademia Trapani 1, Mazara 4. Pane Bianco perde il possesso, Privitera, Galfano, Agodiak appoggia con accanto Scalisi, ultimi 3 più recupero. Chiede di salire ai suoi Gaetano Mirto, cambio nel Geraci, esce Lopizzo, entra Romero che debutta con la maglia del Geraci, vuole sfruttare i suoi centimetri per eventualmente colpire di testa. Entra così il difensore centrale classe 98, arrivato dall'Argentina, Bruno Romero. Cross respinto. Giovagnoli, Fernandez fino in fondo, spallata da parte di Dall'Oro, tutto regolare. I due hanno anche qualche contatto. Fernandez per la seconda volta cerca di velocizzare le operazioni di rinvio per Elizai, preparandogli il pallone. Fallo di De Morra sul suo stacco di testa. Punizione per la Nissa con Previtera che chiede calma
Pallone morbido, colpo di testa, Ogbonda rischia Gueye, Barbagallo a Gudiak! Si mangia la doppietta, il raddoppio per chiudere la partita. Ogbonda la stava combinando grossissima. Dopo una prestazione oggi di qualità da parte sua. Giallo del primo tempo a parte. Era da mettere dentro, però questa per Ivan Agudiak. Siamo dentro il tempo di recupero. Saranno 5 i minuti ancora da giocare. Predicone di testa a Gueye, ce la fa a metterla dentro, è un po' dietro per Agudiak, Ogbonda in alto prima di lui. E allora pane bianco. La scivolata di Galfano a interrompere la salita. Giovagnoli alla rimessa laterale. Romero, il primo tocco per lui. Fernandez, pallone per De Marra. Dopo il servizio di Scalisi, adesso Giovagnoli allarga da pane bianco. Assalto girato nel finale, pane bianco, pallone in mezzo, un po' largo. Coco indietreggia, c'è la rimonta di Pedicone, rimessa per il Geraci. Se n'è andato un minuto di recupero. Ci saranno ancora gli altri 4. Cross di Coco verso Fernandez. Di testa lontana la difesa di Lanissa. Il Geraci riparte da centrocampo con Ogbonda. Scalisi dietro con calma da Reghini. Spazio per Coco, che può fare qualche metro. Sbaglia però il servizio nella direzione di Pineschi. E allora contropiede Nissa. Gueye contro Reghini. Sale Gueye, lo sfida a duello. Passa Gueye. Si deve fermare in piena area di rigore, serve sul secondo palo Gudiak, che stavolta non può sbagliare. 2-0 della Nissa e partita chiusa. Ivan Agudiak, sempre lui, 11 stagioni. Il proporsi in avanti per il Geraci ha pagato il contropiede sfruttato da Gueye, che ha superato Reghini. Agudiak mostra a 9 per il 2-0 della Nissa. L'arbitro adesso dice: state esultando troppo. È finita a Marineo, l'Oratorio ha vinto 1-0 contro la Folgore Castelvetrano. Cambio nella Nissa, esce proprio Ivan Agudiak, man of the match, al suo posto Tripoli, tornato a disposizione oggi per questa trasferta. Giorgio, dopo deve entrare, quindi aspettate. Geraci sotto di 2 gol in questo momento. La Nissa ha raddoppiato e adesso gli spazi sono apertissimi. Gueye, campo aperto, De Morra in recupero, si trattengono a vicenda i due, ne finiscono 4 a terra. È finita anche a Mazara del Vallo la vittoria della Don Carlo Misilmeri contro il Mazara 46 per 2-0. Pineschi salta un paio di avversari, il cross in mezzo troppo in alto per Fernandez, che non può andare al colpo di testa.
Una voglia, dai. Una voglia. Si aspetta ormai il fischio finale per il ritorno alla vittoria della Nissa. Giù Fernandez, calcio di punizione per il Geraci. La punizione di Scalisi, Fernandez di testa, non verso la porta, allontana Pedicone, pallone di Gueye, sale la Nissa, sale così il nuovo entrato Tripoli. Deve mantenerla in campo, ce la fa, la riprende però il Geraci. Lancio lungo, troppo per Pineschi, comunque è in zona, la prende Pane Bianco, cross basso dietro, la salita, l'ennesima del Geraci a conquistare il calcio d'angolo. Pallone in mezzo e Lezai la raccoglie. E la mantiene lì. Ormai il tempo di recupero è scaduto già da un bel po'. Si continua però a giocare. Gueye. Lancio lungo. Protezione di Cocco, l'uscita di Barbagallo. C'è però il fischio dell'arbitro. Ed è ufficiale il 2-0 della Nissa in casa del Geraci. Decide Ivan Agudiak negli ultimi 10 minuti. Però la prestazione dei Madoniti è stata di qualità per tutto lo svolgimento del match. Raggiunge così la doppia cifra l'argentino. La Nissa consolida il primato nonostante la vittoria anche oggi della Pro Favara. La classifica dice Nissa 55, Pro Favara 52. Prossimo weekend Nissa Mazara 46 e Athletic Palermo Geraci. È tutto dal Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.